Ciao ragazzi, oggi vi mostro come correggere l'errore 2503-2502 dell'installazione dei programmi. Allora, non dovete fare altro che andare cioè adesso vi faccio vedere l'errore installando un programma con estensione MSI. Tra un po' si presenterà l'errore. Ecco qua, 2503 e 2502. Per correggerlo dobbiamo andare su C2 punti, Windows, andare sulla cartella temp e premere col destro. Ok, proprietà, andare su sicurezza e abilitare il controllo completo di tutti gli utenti e gruppi. Andare su, adesso premiamo su modifica, controllo completo, applica, sì, dobbiamo farlo per tutti, cioè tutti quelli che non ce l'hanno abilitato. Ok, ok. Ora riproviamo a reinstallare il programma, non dovremo avere problemi. Ecco qua, sembra che sta andando bene. Questo lo potete fare, diciamo, non solo per quelli che hanno estensione MSI, ma anche per quelli exe. Se si presenta questo errore, lo correggete immediatamente facendo questi passaggi. Ok, risolto. Ciao a tutti ragazzi, iscrivetevi se non l'avete già fatto.